Buonasera a tutti, visto TV, queste nuove di oggi, un attimo che abbiamo scusto, l'abbiamo già firmato, sì, tenere di oggi di 22 di Triula da Missa e 20 Kimbe. Bene, 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 diamo una cartella su quella saida, come deve essere evidente, è limpio, beata un'istriatura da Benugheda come manco bespruso, che è sparita, e quindi che lo aperto e limpio. E di ritornare a Sottaravallo, de oggi non era tasole preno tutto a die, 32 gradi temperatura massima, che 9 minima. Crasa, mercoledì 30 gradi a massima, 21 gradi a minima. Sole preno tutto a die, pezzi chi a ora essa schimba crasa, presenta carchinughe passi sera. Amos un toccamento d'olo da dare, a 96 anni sin che il morto Piero Guiso, adesso De Corroddu, frate de Deddu, Bustiana, Antonia e Rosina, instagliata in Zorra. Noi scovallo di Sinterro, cannata essere, ma bolla per comunicare canto prima. Condolenze e pazienza, a famiglia tutto da parte dei soldi e bizziti. Sparente del sul Guiso, tutto il Guiso, insomma, fino del suo economista Luigi Guiso. Bene, appuntamento importante del Said e Scustu, mercoledì 23, cioè Crasa, a 7:30, Piazza dell'Emanuele Locco, Cadone, la Società del Culturale Sinno, Sparis, che Domo Comunale dei Vizi, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e il Tenore Romanzesu, presenta inaugurazione della pittura murale dedicata a Giorgiena, dirigente sindacale 1909-1985. Bene, altra iniziativa, scende in campo, un giorno di sport e divertimento, sabato 26 luglio, BT, campo sportivo Pedro Burrai, start ore 18:30, calcetto tutto in una notte, torneo padel, poi best, torneo padel, torneo calcio balilla, panini e patate fritte, baracca, DJ, Bore, Bella. Quindi l'appuntamento è su 26, sabato 26 di Triula. Bene, andiamo da innanzi e facciamo il teatro e per de preciso facciamo un attimino, ecco qua, de sos caminos de identitate. Caminos de identitate. Scritto in bizichese, ovviamente, vabbè, sti in bizi, e sono una serie di signos che hanno essere esposti in Totosaida vabbè, non in Totosaida, in caminos, in carrera de Saida, che in Ghiria praticamente da sala de Montemanno, poi che penne nella carrera lunga, penso a Sanzelu, poi mi pare che è tornato a fare a Cadone, e comunque uno dei suoi primi signos di questo cammino di identità è questa opera, penso che sia di Robert, eccola qua, questa è stata da Esecusu, vista da Sala del Scalinatello, vista da Innantisi, presentata scritta Cammino di identità, e poi non che batta uno pesato togliendo e non bebatta ad sicuro in questo spilo che bisogna vedere opera, se non lo so, in ceramica o roba gai. Ecco, quindi poi un altro lo sono preparando in occhio e sarà a tenda di via Ferdinando Buffoni, sta essere in questo basamento che batta a fare la carcata la cosa, però non voglio nare ite. E comunque è un studio che ha fatto qualcuno, non dico chi è, insomma, ma penso che siete in capo, ecco, è finanziato da Sugal, è finanziato, è in capo comunque sul comune, un attimino che leggo qualche cosa che mi hanno iscritto. Allora, un attimino. Questo è un progetto GALG che colla sul centro storico, quindi uno conto della storia della Saida in audio guida. Spartinato sul centro storico
biletare, gigantografias, de foto d'epoca, foto atas a nou, opera de terra pintada e attrezzo reales picato dal suo museo. Questo è in grandi linee, insomma, lo che a essere questo cammino di identità è sempre un'attrazione, una forma di creare attrazione. Speriamo che sei da piaga, che insomma, cioè, a me personalmente queste iniziative spiaghe si sono bene impostate. Bene, intanto vamos sul giornale, che un bell'articolo, dopo questa iniziativa che veste Biti riscopre il sindacalista Giorgiena, il paladino di contadini e braccianti, inaugurazione di un murale dedicato al fondatore della Coop Agricola Asproni. Zio Giorgi Pira era sempre pronto a correre in aiuto dei contadini, facchiata maniera di facere paccare su giusto a sos travagliatore. Faceva di tutto pur di riuscire a ottenere la giusta retribuzione a favore dei lavoratori. Così racconta Diego Asproni davanti al dipinto murale dedicato al dirigente sindacale comunista di Bitti, nella piazza di Monmeluccu, Rione Cadone, a pochi passi dalla casa della famiglia di Giorgiena. Nato, vissuto e sepolto a Bitti, classe 1909, scomparso nel 1985, 40 anni dopo la sua morte. Ena diventa così simbolo dell'impegno civile e politico da un lato e della memoria collettiva dall'altra. Il murale a lui dedicato, terminato qualche giorno fa, verrà inaugurato domani sera. Mia madre mi raccontava che quest'uomo era molto stimato. Scusate, ma il telefono è sempre da solo a chi non deve. Allora, vabbè, il murale dedicato terminato qualche giorno fa. Mia madre mi raccontava che quest'uomo era molto stimato nel mondo delle campagne, ma non dai principali, i proprietari terrieri, che ovviamente come sindacalista l'aian conto. Tant'è vero che per osteggiare il suo impegno, aggiunge ancora l'artista di Bitti, non gli davano neanche una giornata di lavoro. Ecco, è da queste poche pennellate arrivate dal passato che Asproni ha messo su un progetto di pittura murale con il supporto dell'Associazione Culturale Sinnos e l'appoggio dell'amministrazione comunale, che ha sostenuto le spese. Alla realizzazione dell'opera d'arte poi hanno collaborato Nando Sezzi, Lorenzo Calzone e Mario Casu ed Elena Caggiu per la cottura e gli smalti di ceramica. Il dipinto non solo documenta il forte impegno di Giorgiena, ma racconta anche l'esperienza della libertà di tutti, spiega Diego Asproni. La Repubblica, fondata sul lavoro, le possibilità offerte dal cooperativismo, la difesa dei contadini senza terra. Senza terra. Ora, Guzzurra è cardioprotetta. Lodè, i fratelli Taras donano alla locanda a Mentos un defibrillatore. I fratelli Taras. Il personale del locale, ai piedi del Montalbo, il personale del locale ai piedi del Montalbo formato per l'uso del dispositivo, quindi li hanno imparato pure come lo usare. Lodè, qui batte un cuore in più, uno slogan perfetto alla locanda a Mentos nell'ex cantoniera di Guzzurra ai piedi del Montalbo, una struttura sempre più attrezzata per gli interventi di assistenza immediata a favore dei motociclisti e degli automobilisti che fanno tappa da queste parti, a 8 km da Sant'Anna, meno di 20 sia da Lodè sia da Siniscola, ma da qualche giorno la locanda è anche cardioprotetta. Tonino Taras, Tonino Taras e tutto il personale che lavora con lui al ristorante e all'organizzazione delle escursioni
sono stati istruiti e sono in grado di prestare primo soccorso con l'uso del defibrillatore semi-automatico. Bene, una bella iniziativa. Allora, l'ortopedia è a pieno regime, riaperta 7 giorni su 7, una bella nuova a Custapuro, all'ospedale San Francesco e anche al San Camillo di Sorgono. Fenu lascia il Parlamento, ora sindaco a tempo pieno, este su è 5 stellato, che è stato eletto sindaco in numero. Premiate ad Oristano le eccellenze sarde di agroalimentare e enogastronomia, assegnati riconoscimenti a 92 aziende. Giusto? Che è stata premiata da questo tipo di aziende. L'intelligenza artificiale per capire i dati del turismo. L'Università di Sassari si affiderà al supercervello di Maya. La intelligenza artificiale è in grado di analizzare in pochi secondi migliaia di indicatori. Una bella cosa, questa io concordo pienamente sull'uso della intelligenza artificiale. Consiglio, naturalmente questa regione, domani il bilancio, prima sessione con discussione e proposte di modifica in Commissione Bilancio. In settimana previsti i pareri obbligatori delle altre commissioni, poi il primo voto. Vabbè, aspettiamo. Dermatite, no, che è materia dolente, questa regione, via ai vaccini, il governo chiede gli abbattimenti, proprio come mi ha telefonato Januario, dei Pastori Senza Bandiere, che la manifestazione che hanno previsto proie è stata spostata a un'altra data che vanno a comunicare. Previste sanzioni da 2 a 20.000 euro per chi non apre le porte delle proprie aziende. Donne, abbiamo scelto la strada della trasparenza e della responsabilità. Oggi il vertice tra giunte e associazioni, sul tavolo strategie e ristori per le imprese. Olbia Livorno, rotta del riciclaggio, la mafia cinese ripulisce i soldi. Sardi, arrestati 2 commercianti orientali residenti a Cagliari, 160.000 euro nell'auto. Insomma, la Sardegna è usata per riciclare su soldi, insomma, un pacchetto brutto. Prato, l'enorme lavatrice del denario sporco, la guerra delle grucce e dei clan come in Sicilia. Faide, pestaggi, bombe per un business fatto anche di logistica, gioco d'azzardo e caporalato, pure gioco d'azzardo. Ma chi è denesse questo spollero? Un murale nel centro storico ricorda le battaglie del sindacalista Giorgiena Biti, nuova opera dell'artista Diego Asproni. Complimenti a Diego, per tutte le opere del Gabale. Giunta, il PD vuole la quarta casella e chi non che baccar chi cosa chi isa mesa regionale baccar con che sti discutendo appunto rimpasto dopo la sentenza sulla decadenza, ma il nodo progressisti accelera le trattative. Cioè, il discorso è, mica se appunto che rugare e quindi ripermettesi. Agricoltura o trasporti nelle mire dem. Alla sanità resiste Bartolazzi, poi perché tanare manca chi ti scalpitan è sempre difficile a mantenere firme. Ci sarà da attendere, ma alla fine Alessandro Tolle metterà in moto la verifica di giunta. Quasi 1 anno e mezzo dall'insediamento sono abbastanza per fare un primo bilancio sul lavoro della squadra. Le criticità esistono e della possibile sostituzione degli assessori alla sanità e all'agricoltura si parla già da mesi. Come non è un mistero che il destino di Barbara Manca Trasporti sia legato al responso della Commissione europea sullo schema di continuità territoriale che le è stato presentato.
ma che difficilmente la Presidente interverrà prima della sentenza del giudice di secondo grado sul caso decadenza. Tradotto, di rimpasto si parlerà concretamente dopo l'estate. Nel frattempo le trattative vanno avanti. Che esista un caso progressisti è inevitabile. Già da un pezzo il partito non si sente rappresentato da Gianfranco Sata, Agricoltura, e come forza di coalizione chiede di poter fare un altro nome e non necessariamente per la stessa delega. Per il PD intanto è arrivato il momento di puntualizzare alcuni concetti. No a stravolgimenti. Il gruppo del Partito Democratico non considera alcuno stravolgimento degli accordi che hanno fondato in Sardegna il campo largo, chiarisce il capogruppo Roberto Di Rio. Il PD è contro il rimpasto. Ci sentiamo perfettamente rappresentati dai nostri assessori, cioè da Giuseppe Meloni, eccetera, eccetera, e così via. Rappresentano le migliori energie del nostro partito, quanto a competenza, esperienza, eccetera, 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 eccetera. Vabbè, la quarta casella, e cioè vi chiedete una quarta casella. Quindi, Leriu narata e narata Duarviasa. Dermatite, il dramma degli allevatori, ristori immediati o sarà un disastro. Carne, l'esperto assicura abbattimenti e filiera controllata. A tavola non c'è nessun rischio. Ultima cosa, politica internazionale, bombe e fame, la strage infinita di Gaza. Ormai abbiamo inventato la guerra perenne, sente che campa politicamente tipo Netanyahu proprio da questa guerra perenne. Solo nelle ultime 19 ore, solo nelle ultime ore 19 palestinesi morti per la mancanza di cibo nella striscia. Pioggia di missili e droni sull'Ucraina. Zelensky propone nuovi incontri ad Istanbul. Putin vedrà il presidente americano a settembre. Barack Obama arrestato nello studio ovale, ma è una notizia falsa pubblicata da Trump, non tanto finché esce qualcuno. No al concerto di Gergiev. Questo è uno paraninfo di Putin, va bene, sarte starte, ma lo collaborazionista sono collaborazionista, e così alla fine il concerto di Valery Gergiev alla Reggia di Caserta non si farà. Dopo giorni di polemiche annunciate, manifestazioni di protesta contro l'esibizione del direttore d'orchestra russo amico di Putin, la parola fine arriva con uno stringatissimo comunicato. La direzione della Reggia di Caserta ha disposto un annullamento del concerto sinfonico diretto da Valery Gergiev, previsto nell'ambito della rassegna Un'estate da re, per il Pushkin da Rete, da Zar, per il prossimo 27 luglio nel cortile, eccetera, eccetera. Va bene, non andiamo a fare che non ha ragione, andiamo a ponere a pranghi sfocus. Bene, mi pare il cappello finito, intanto salutiamo la Ciriaco 2, che ha salutato, come introdotto Manzano, e ne siamo scontenti, e ponimo sa sigla del tancatura, può non dare buona die a tutto canto e a mentre vedere un attimino è spartina, ma non si intende la musica ed eccola qua. A mentre vedere di buona tutto da Vizi TV. Adioso e mentoso a crasso.